Il 23 marzo 1961 Ostiglia ebbe la fortuna di essere scelta per la partecipazione a una trasmissione televisiva estremamente importante in quegli anni. Era una trasmissione molto conosciuta, Campanile Sera, e Ostiglia venne scelta per partecipare. Antagonista fu il paese di Bracciano. Il format era basato sul coinvolgimento della popolazione, quindi e soprattutto nel far incontrare e nel far conoscere anche località diverse d'Italia. Chi vinceva, il comune che vinceva, poteva vincere anche 1 milione di lire, allora era una cifra notevole. Il programma ebbe un successo veramente strepitoso, tanto che venne trasmesso per oltre 100 puntate. Ma non voglio svelare niente di più, dopo ne parlerà molto più approfonditamente la professoressa Ruschi. Il gioco prevedeva gare sportive, quindi venne fatta una gara d'atletica e una di judo, e lo stesso per Bracciano naturalmente, e poi il coinvolgimento delle famiglie. Ecco, una famiglia doveva rispondere sui prezzi degli oggetti. Ecco. E poi c'erano tutti gli esperti che vennero coinvolti di tutto il paese, gli insegnanti, i medici, i professionisti in genere, tutti quanti. E la partecipazione veramente fu corale. Oggi sono presenti ancora delle persone che hanno partecipato al gioco, sono andate a Milano dove Mike Bongiorno conduceva la trasmissione per lo studio, mentre qui a Ostiglia c'era Enzo Tortora e Enza Sampo invece a Bracciano. Ecco, quindi insomma l'archivio riserva sempre delle cose, quindi c'è la storia dentro l'archivio e ci sono anche le storie piacevoli, anche se il paese non ha vinto, però è lo stesso, ha avuto un'opportunità e l'ha vissuta tutta, perlomeno quello che traspare dalle carte. Chiaramente Ostiglia insomma è stata un'occasione, questo spettacolo era proprio fatto per avvicinare questi paesi, per farli conoscere. Noi abbiamo vinto su 3 oggetti, abbiamo indovinato sulle altre vicini su 2 e quindi abbiamo preso il punto per Ostiglia. Eravamo io, mio papà, mia mamma e mia sorella. Io allora frequentavo la terza media, avevo 13 anni. Invece di farmi entrare per l'ingresso principale, siccome ero in ritardo, mi hanno fatto entrare per il retro del palco, al che passo e vedo su una lavagna. Dico, ma quelle sono le domande che fanno stasera? Porca miseria, si affretti, ma no, dico aspetta che ci penso io. Sono andato a sedermi e poi dopo sono andato, bisogna caricare allora sono andato su in palco, dico, senta, io ho un'urgenza, assolutamente devo andare in bagno. Solamente che quello là probabilmente ha mangiato la foglia, non c'è stato verso di andare in bagno. Questo ritrovamento è stato fatto 20 anni fa circa e il filmino è un 8 mm. Già all'epoca proiettori 8 mm era molto difficile trovarli, per cui siamo stati fortunati perché cominciavano a quei tempi a portare i vari filmini 8, Super 8, bianco e nero, colore, sulle cassette VHS, quelle grosse da film. Per cui tramite il mio carissimo collega Borsatti, Dario dello studio, abbiamo fatto questo riversamento e siamo riusciti a vederlo. Il materiale è stato trovato proprio in maniera fortunosa, proprio casuale, perché diciamo che ho trovato questo faldone che non aveva nessuna indicazione sul dorso, aveva solo un anno di riferimento, il 1961, ma perché mi sono accorta che c'era un faldone ribaltato su uno scaffale. E quindi aprendolo mi sono resa conto che era tutto il materiale relativo proprio alla partecipazione di Ostiglia a Campanile Sera.